libero per... Let me now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. Mother, so-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Buongiorno Matteo, a te la linea. Grazie Natalia, welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Per Ragione dell'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti e cerchiamo di trovare una soluzione smart, un modo più smart di vedere la situazione direttamente dall'Italia per capire meglio gli Stati Uniti, anche se questo 10 agosto, almeno qui in Italia, purtroppo ci fa bollire tutti. La notizia però più importante forse del giorno è quello che sta avvenendo al ex presidente Joe Biden, ovvero il suo cancro che interessava la prostata, in questo momento si è espanso oltre ed è arrivato addirittura alle sue ossa. E si tratta di una situazione in cui il presidente Joe Biden è in una situazione di dolore molto importante e anche debilitante, secondo quanto dichiarato da Hunter Biden alla BBC. Parliamo tra l'altro di un cancro che era stato rivelato a maggio del 2025 e che purtroppo sembra che abbia messo in serie difficoltà l'ex presidente Joe. Tra l'altro presidenza che in questo momento, il presidente degli Stati Uniti con Donald Trump, vede la nomina ufficiale di Neil Sharp come consigliere della Casa Bianca, che prima faceva parte della segreteria, dello staff della segreteria, e attenzione, sarà anche l'assistente proprio al presidente Donald Trump, dato che il suo predecessore, secondo quanto dichiarato proprio dallo stesso Trump, David Warrington, ha deciso di proiettarsi verso il settore privato. Tra l'altro Warrington era stato anche l'avvocato personale di Donald Trump durante la campagna elettorale del 2024. E attenzione, parlando proprio di elezioni, nel 2028 Donald Trump ha dichiarato che secondo lui debba essere poi eletto J.D. Vance, il suo attuale vice. Ha dichiarato questo anche davanti proprio ai donatori della campagna elettorale futura e come sapete tutti, le campagne elettorali negli Stati Uniti purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, sono formate da aziende che sono adoperate, sono proprio sono proprio create per convogliare tutte le donazioni a seconda poi del candidato, da privati e non. Parliamo anche di un presidente Donald Trump che proprio ha dichiarato in questa cena, che era di 2 settimane fa, ma che è stata riportata in questi giorni dal Washington Post, e parliamo anche quindi di un J.D. Vance che probabilmente sarà quindi il candidato dei repubblicani nel 2028, soprattutto se i repubblicani ovviamente supportati da Trump non faranno figuracce in queste elezioni di medio termine. Parliamo anche del fatto che l'altro grande candidato è ovviamente il segretario di Stato Marco Rubio, che è noto internazionalmente,
con molta decisione, ricorderete quando si schierò contro Cuba, ma anche contro lo stesso Venezuela. Ecco, parlando proprio di Venezuela, c'è importantissima notizia, ovvero gli Stati Uniti a guida di Donald Trump hanno dichiarato di voler donare per cercare di assistere a questa nuova presidenza post-Maduro proprio $1 miliardo, con ovviamente per quanto riguarda le assistenze, per quanto riguarda i medicinali, per quanto riguarda tutto ciò che ovviamente perplime la vita quotidiana. Parliamo tra l'altro di un Maduro che nel 2027 vedrà un processo negli Stati Uniti a proprio carico. Vedremo anche cosa succederà, se si arriverà addirittura al processo, e in questo momento tra l'altro gli Stati Uniti si trovano con una situazione in cui il presidente Donald Trump vuole imporre ovviamente l'influenza, la proiezione di forza americana proprio in Sud America, che a tratti sembra sempre più vicino all'orbita statunitense. Lula, a guida del Brasile, ovviamente è uno dei principali antagonisti di questi Stati Uniti, di questo Donald Trump, come dichiarato anche dallo stesso Lula, ma anche abbiamo visto nel 2024, quando aveva cercato di imporre una moneta diversa dal dollaro come valuta internazionale. Ecco, attenzione, perché la questione dei dazi con il Brasile ancora non è risolta, e la moneta brasiliana, la valuta brasiliana, il real, in questo momento è ancora molto debole. Anche perché vedremo poi, tra l'altro, con un Venezuela, con Gustavo Petro, che è tra l'altro uno dei primi, il primo presidente, scusate, della Colombia, ma che si era espresso anche sul Venezuela, ha dichiarato che il presidente Donald Trump è complice, secondo lui, proprio di quello che è avvenuto tra Israele e la forza terrorista di Hamas, e purtroppo i civili che sono trovati in mezzo a questo conflitto, che ovviamente non ci fa piacere riportare. Parliamo tra l'altro anche di Donald Trump, che aveva ovviamente favorito, appoggiato il candidato alla presidenza della Colombia, avversario proprio a Petro. E attenzione, perché l'altra notizia dell'amministrazione Donald è quello che sta avvenendo con le miniere, perché in questo momento un'agenzia federale, l'Export-Import Bank degli Stati Uniti, ha deciso di prestare a 3 importantissime compagnie minerarie statunitensi $58 milioni, proprio per cercare di andare in contrasto con le compagnie cinesi e trattare anche opinioni estere dipendenti proprio anche dai mezzi, anche dalle produzioni. Infatti è una donazione ovviamente con l'intenzione di Donald proprio di aumentare la produzione per quanto riguarda le miniere americane. Parliamo quindi di un nuovo campo su cui scontrarsi con la Cina di Xi Jinping. Parliamo inoltre di un'importante notizia anche per quanto riguarda il settore energetico, ovviamente, anche perché Donald, il presidente Trump e anche i conservatori in generale americani sono scontrati più volte con le iniziative green dei democratici, della sinistra quindi americana. E tra l'altro sembra proprio
che siano donazioni destinate tra l'altro ad aumentare. Perché? Perché l'amministrazione invece statunitense investirà circa 3 miliardi di dollari proprio nella produzione di quello che sta avvenendo nelle miniere, per aumentare anche, come dice il presidente Trump, la sicurezza nazionale e anche aumentare la forza industriale americana. Quindi attenzione, perché il presidente Donald Trump ha dichiarato proprio venerdì che gli Stati Uniti sono pronti a reclamare il proprio posto come supremazia mondiale anche nel campo dei minerali. Quindi parliamo tra l'altro di una dichiarazione fatta a 200 persone, tra amministratori delegati di queste miniere, anche personaggi legati proprio all'istruzione, a investitori e anche ad altri politici in questa tavolata organizzata proprio per supportare questa industria che, secondo il presidente Donald Trump, non ha ricevuto abbastanza attenzione da parte delle amministrazioni passate, quindi probabilmente si riferisce soprattutto all'amministrazione passata di Joe Biden. Attenzione, perché in Filadelfia, tra l'altro, è successo un attentato questo a metà luglio, in cui un personaggio, un terrorista, ha attaccato una moschea statunitense e il Dipartimento della Giustizia americana ha dichiarato nelle ultime dichiarazioni proprio su questo caso che il signor Vincent Lang, di 60 anni, ha attaccato queste moschee proprio perché erano moschee, non quindi un attentato in uno spazio pubblico a caso. Quindi attenzione anche su questo fronte, anche perché in molti nella comunicazione per quanto riguarda gli Stati Uniti mettono sempre l'accento su candidato X, Y o Z e su quanto sia effettivamente tra l'altro musulmano. Vedremo anche quanto gli Stati Uniti vedranno nel prossimo futuro anche questo sconvolgimento per quanto riguarda proprio le fedi religiose. Attenzione, perché poi, sempre rimanendo soprattutto per quanto riguarda i possibili scontri sociali, l'amministrazione Trump ha dichiarato anche che vorrà controllare anche le ammissioni, tra l'altro, di persone all'interno delle università americane che riguardano anche sia la diversità di AI, ricorderete queste leggi, questo anche possiamo vivere che ha caratterizzato l'amministrazione Obama e poi Biden, ma anche, attenzione, il presidente Donald Trump ha dichiarato di voler tenere in considerazione le più grandi, le più importanti scuole statunitensi per tutto il proprio mandato, come tra l'altro è successo, l'abbiamo visto con Harvard, l'abbiamo visto con la Columbia, abbiamo visto vari bracci di forza dell'amministrazione Trump contro queste università veramente molto, molto importanti e molto forti anche economicamente. Infatti il presidente Trump, per cercare di bloccare ovviamente una forza economica forte di queste università, ha deciso anche di congelare i fondi federali. Molte di esse sono università che cambiano molto i fondi federali, e quindi vedremo anche per quanto riguarda quello che viene considerato free speech, quindi la libertà di parola, ma anche
la libertà per quanto riguarda la vita accademica, vedremo come sarà saranno adottate queste nuove misure, perché ricordiamo sempre, soprattutto, che l'università federale in questo momento, perché ancora non ha toccato il presidente Trump la legislazione per queste università, le università federali devono avere una minima percentuale di personalità appartenenti a minoranze, quindi una minima parte per minoranza afroamericana, minoranza latinos, proprio per continuare a ricevere fondi federali. Anche per questo, quindi, tra l'altro, è molto importante, secondo l'amministrazione Trump, probabilmente vigilare. Tra l'altro, una scuola che è stata visionata proprio dal Dipartimento della Giustizia ha dichiarato che una persona appartenente a una minoranza afroamericana o latina ha più possibilità, con la stessa tipologia di curriculum, di essere ammessa rispetto a una persona appartenente alla maggioranza, per ora caucasica, bianca, oppure una minoranza asiatica. Ecco, quindi ovviamente se le accuse del Dipartimento della Giustizia riveleranno esatte, sarà una problematica importantissima da affrontare, perché cercare ovviamente di evitare minoranze che veramente possono essere svantaggiate, ecco, però non si può allo stesso tempo distruggere la vita accademica di ragazzi e ragazze che invece hanno la colpa, tra virgolette, di essere appartenenti a un'altra etnia. Tra l'altro, tornando al caso Fauci, che ha animato gli Stati Uniti qualche settimana fa, ne abbiamo parlato anche qui su Radio Libertà. Secondo il presidente Trump, il signor Fauci, il dottor Fauci, che era il rappresentante massimo delle politiche legate al Covid durante una pandemia, dovrebbe essere perseguito penalmente, e il presidente Donald Trump ha anche chiesto al Dipartimento della Giustizia di cercare proprio di perseguire una personalità che ha guidato il Dipartimento Dipartimento nazionale legato alle allergie e alle infezioni comuni per 38 anni. Quindi parliamo anche di un barone, tra virgolette, per quanto riguarda proprio queste politiche legate alla salute. Tra l'altro Fauci, ricorderete, non ha risposto a nessuna domanda del Senato repubblicano, appellandosi al quinto emendamento. Attenzione anche perché, rimanendo sempre in tema di social media, ci sono due, secondo me, importanti notizie, ovvero Meta, la piattaforma, la holding, la grande azienda che possiede sia Facebook, sia Instagram, sia WhatsApp, ha dovuto pagare in New Mexico circa 587 milioni di dollari proprio per quanto riguarda la salute mentale dei ragazzi più piccoli, quindi parliamo, attenzione, tra l'altro di una situazione che potrebbe coinvolgere ovviamente altri stati e per quanto riguarda soprattutto sia contatto fra minorenni e adulti, ma anche le chat con intelligenza artificiale che effettivamente non sono ancora finiti, quindi possono purtroppo dare consigli sbagliati, consigli errati ai ragazzi, soprattutto per quanto riguarda la salute e la salute mentale.
andando avanti poi con le notizie, innanzitutto per il presidente Donald Trump, ricorderete, si è molto impegnato nella battaglia per vincere lo Ius Soli negli Stati Uniti. Perché? Perché il presidente Donald Trump ha dichiarato che si tratta di una tipologia di immigrazione, tra l'altro particolare, chiamata proprio immigrazione legata alle nascite, e quindi ovviamente bisogna contrastare anche la possibilità dei personaggi strani, di personaggi non proprio corretti nell'ottenimento della cittadinanza. Ecco, il presidente Trump ha chiamato tutto questo come il turismo legato proprio alla nascita. E attenzione, in questo momento il presidente Trump deve scontrarsi con le ultime ordinanze che abbiamo visto sempre più sulla libertà della Corte Suprema, una Corte Suprema tra l'altro che per 6-3 ha dichiarato nullo il primo tentativo dell'amministrazione Trump di modificare la possibilità di ottenimento della cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda quella di persone, di bambini che nascono all'interno dello Stato americano. Sembra che, le azioni di Donald Trump siano in totale difficoltà, perché ovviamente negli Stati Uniti il precedente è fondamentale, il presidente della Suprema Corte ancora di più, poiché fa giurisprudenza. Vedremo tra l'altro cosa dirà in futuro specialmente la nuova anche Corte Suprema, perché vi sarà un cambio ovviamente della guardia. Una Corte Suprema che, ricordiamo, per molti era a favore del presidente Trump, e qui è stato distrutto, diciamo, il proprio tentativo di cambiare la cittadinanza. Altre notizie molto molto importanti per quanto riguarda proprio l'immigrazione è quello che potrebbe succedere ai migranti che arrivano dal Sud Sudan o dal Myanmar, che in questo momento sono due paesi ancora in guerra civile, comunque non totalmente sicuri. Si parla in questo caso di possibili iniziative dell'amministrazione Trump, appoggiate ovviamente anche dai giudici federali, che hanno permesso all'amministrazione Trump di poter in futuro togliere le protezioni ai migranti che vengono da questi due paesi. Avevano cercato le persone dedicate proprio alla lotta dei diritti per i migranti di effettuare nuovi tentativi per aumentare anche il tempo per quanto riguarda lo status temporaneo di protezione, ma giudici sia di Boston che di Chicago hanno deciso di rigettare queste nuove indicazioni da parte di questi chiamiamoli lottatori sociali. Tra l'altro una decisione che è stata appoggiata anche dalla Corte Suprema, e quindi su questo l'amministrazione Trump può proseguire con le proprie politiche nel bene e nel male. L'altra grande notizia è ovviamente quello che guarda sempre rimanendo all'interno il panorama burocratico legato ai visti, è quello che avverrà probabilmente per quanto riguarda i giornalisti stranieri che sono vicini proprio all'ottenimento del visto. Perché dovranno far visionare i propri account social. E attenzione, ultima notizia molto molto importante, anche perché si tratta di salute. Vedremo in futuro il segretario
del Dipartimento della Salute Robert Kennedy Jr., proprio oggi, che dovrebbe annunciare come poter attaccare alcuni coloranti, alcuni agenti chimici all'interno del cibo che non sono sani, e che si tratta tra l'altro di un attacco, diciamo, legale da parte del Dipartimento della Salute americano, che sfrutterà si pensa a quanto è stato riportato delle leggi che sono state pianificate male in passato e che per una volta si potranno utilizzare proprio a favore delle persone comuni. Con quest'ultima notizia il sottoscritto Matteo De Sio vi saluta, che aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, una buona giornata a tutti. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America.